Una vera e propria tempesta si sta scatenando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un aggiornamento urgente ed elettrizzante sul futuro dell'attaccante nigeriano, che potrebbe essere sul punto di prendere una piega sorprendente. Come sempre, vi portiamo le informazioni più fresche direttamente dalle fonti internazionali, con tutto ciò che dovete sapere per capire il retroscena del mercato. Quindi, prima di immergerci in questa notizia che sta facendo discutere, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché il mercato a Napoli sta andando a fuoco e fiamme. E ci sono grandi cose in arrivo, soprattutto nel settore offensivo e difensivo. Il giornalista Emanuele Cammarotto, esperto di mercato e editorialista della rivista Napoli AO Vivo, ha rivelato nuovi retroscena sulle strategie del club per rafforzare la squadra di Antonio Conte. Secondo lui, il Napoli sta per realizzare un grande acquisto per l'attacco. I nomi di Bonni e Lucca sono ancora in agenda, ma entrambi sono visti come possibili riserve e non come titolari assoluti. Il club cerca un co-titolare per Lukaku, qualcuno in grado di condividere il protagonismo. Tuttavia, Jonathan David è stato scartato per motivi tecnici, tattici e salariali. Il canadese ha chiesto cifre considerate troppo alte. In difesa, l'attenzione rimane su Sam Bokema, del Bologna. Il difensore vuole giocare al Napoli e anche Antonio Conte vuole poter contare su di lui. Ma il Bologna sta rendendo difficile l'affare, chiedendo un prezzo troppo alto. Circa 80 milioni di euro per il pacchetto Bokema e Ndoye. Questo valore è considerato irrealistico dalla dirigenza napoletana. Se il Bologna continuerà a chiedere cifre elevate, il Napoli potrebbe puntare su altri obiettivi. Tra le alternative citate ci sono Scalvini dell'Atalanta, che avrebbe già manifestato interesse a giocare nel Napoli, e Sole dell'Udinese, che rimane anch'egli nel mirino. L'Atalanta, tuttavia, resiste fortemente alla partenza di Scalvini, il che potrebbe rendere l'operazione ancora più complessa. Inoltre, il Bologna ha cercato di coinvolgere Raspadori nelle trattative, ma il Napoli, per ora, rifiuta di includerlo nell'affare, anche perché la Lazio ha messo gli occhi sull'attaccante, dopo una stagione positiva. E ora voglio sapere da te, tifoso del Napoli, quale nome ritieni ideale per rafforzare l'attacco al fianco di Lukaku? E in difesa, Bokema vale l'investimento o il Napoli dovrebbe puntare su Scalvini o Sole? Commenta qui sotto, dici da quale città ci stai guardando e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, lascia un super grazie qui sul canale. Questo rafforza il nostro lavoro e ci aiuta a continuare a portarti le notizie più calde sul Napoli. Alla prossima!